morta in casa. Il decesso risale a giorni fa. L'allarme dei vicini che sentivano un cattivo odore. Polizia scientifica sul posto e indagini in corso. Tra le 3.000 e le 5.000 persone in corteo a Belluno nel pomeriggio per la manifestazione regionale in difesa della sanità. In marcia sindaci, associazioni, cittadini e anche ex medici di base. Paura a Conco sull'altopiano. Dopo le piogge di questi giorni una frana fa cedere il muro di contenimento di una strada. Evacuati 7 residenti delle abitazioni della zona. 5 anni fa l'uragano che provocò 5 vittime devastò le Dolomiti e le Prealpi, causò la piena del Piave e una violenta acqua alta a Venezia. Domani alle 21:15 su Antenna 3 il documentario Il Veneto in ginocchio. Vuole denaro al rifiuto dei genitori di Picchi e distrugge i mobili della cucina. A Padova la furia di un 28enne bloccato e arrestato dalla polizia. 82enne di Bassano si allontana da una comitiva in gita a Venezia e si perde, ritrovata dai carabinieri grazie alla placca metallica che indossava e segnalava la sua malattia. Alle 3 di stanotte le lancette dell'orologio indietro di 60 minuti, farà buio prima e si perderà un'ora di luce portando ad un consumo di energia maggiore. Su change.org la raccolta firme per chiedere al governo di mantenere permanente l'ora legale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con il giallo al Lido di Venezia dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un'anziana donna di 83 anni. La morte risale a diversi giorni fa, indaga la polizia. Una morte che per qualche ora si è tinta di giallo al Lido di Venezia. Tragica scoperta questa mattina al Lido. Un'anziana signora, Giovanna Toffolo, di 83 anni, è stata ritrovata purtroppo senza vita nella sua camera da letto. È stato il figlio ad aprire la porta dell'appartamento che si trova in Lungomare Marconi 84, all'incrocio con Via delle Aglie, di fronte allo stabilimento balneare Sorriso. Dall'abitazione da giorni proveniva un forte odore e dato che nessuno rispondeva al campanello, i condomini hanno contattato l'amministratore condominiale che ha chiesto l'intervento del figlio della donna. Questa mattina il figlio si è presentato ad aprire la porta e si è trovato davanti agli occhi una scena straziante che mai avrebbe potuto immaginare. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale del Lido che per chiarire alcuni aspetti, a cominciare dalla data del decesso, hanno chiesto il supporto alla polizia scientifica. Gli agenti sono stati al lavoro alacremente per ore, fino al tardo pomeriggio. In attesa di capire cosa stabiliranno gli accertamenti fatti nella stanza, non si può escludere alcune ipotesi. La morte potrebbe essere stata provocata da cause naturali, ipotesi più probabile, o da fatti esterni. Certamente il decesso risale ad almeno 3-4 giorni fa. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi. Dopo il nulla osta del pubblico ministero alla rimozione della salma, questa è stata affidata al carro funebre arrivato dalla terraferma. La signora abitava in quella casa da pochi mesi. Il cordoglio dell'amministrazione comunale espresso dall'assessore lidense Michele Zuin. Sono in corso degli accertamenti per capire effettivamente quello che è successo. L'amministrazione comunale del Comune di Venezia si stringe attorno alla famiglia e ai cari della signora e chiaramente attende i risultati di questi accertamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente di ieri pomeriggio alle acciaierie venete di Padova. La polizia ha iniziato ad ascoltare i colleghi delle persone rimaste ferite. Restano gravi le condizioni del 49enne bosniaco ricoverato in rianimazione. Si cerca di capire cosa sia successo all'interno di Acciaierie Venete nel capannone di Riviera Francia a Padova, dove ieri verso le 13 c'è stata una grossa esplosione. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta sull'incidente. L'ipotesi di reato è di lesioni colpose gravi. A breve sono attese le relazioni dello Spisal, oltre a quelle dei Vigili del Fuoco e della Questura padovana presenti sul luogo. Sono stati dimessi intanto 2 dei 3 feriti che ieri erano stati portati all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Per loro, fortunatamente, solo ferite lievi. Resta invece ancora ricoverato in terapia intensiva all'azienda ospedaliera cittadina il 49enne di origini bosniache. Non è stata ancora sciolta la prognosi e le sue condizioni destano preoccupazione. Sono gravi per lui i traumi e le ustioni che ha riportato dopo l'esplosione.
I sindacati, che nei prossimi giorni organizzeranno una manifestazione di solidarietà per i lavoratori coinvolti, tornano a chiedere sicurezza sui luoghi di lavoro. Se dal 2018 sono passati 5 anni ma non si è intervenuti per esempio sui processi e ci troviamo nello stesso stabilimento, nella stessa zona ad avere un incidente di questo tipo con delle persone coinvolte in modo potente e grave, tanto da essere ritenuti appunto in situazioni gravi, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. L'organizzazione del lavoro non può rimanere semplicemente in capo all'azienda, va discussa, condivisa con le organizzazioni sindacali, con i rappresentanti per la sicurezza, soprattutto in aziende di questo tipo. Da parte del sindaco di Padova arriva la solidarietà e la vicinanza ai lavoratori coinvolti nell'esplosione. La sicurezza sui luoghi di lavoro, ha detto il sindaco Giordani, rappresenta un valore assoluto che tutti e anche le istituzioni dobbiamo perseguire e rendere concreto ogni giorno. E proprio alle istituzioni si appellano i sindacati che dopo l'incidente del 2018 firmarono un protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo è suffragata anche dalla realtà, in quanto noi firmammo all'epoca un protocollo voluto fortissimamente dalla parte sindacale per la sicurezza sul lavoro nella nostra provincia. Purtroppo parte di quel protocollo ancora non è stata attuata e spero che adesso qualcosa si muova molto molto velocemente. Oltre 3.000 persone nel pomeriggio a Belluno per la manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica. La salute non è un lusso, ma un diritto indiscusso. La salute non si vende, la salute si difende. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità. Il nostro è un grido perentorio, più risorse al territorio. Sono alcuni degli slogan scanditi dal corteo che ha animato la manifestazione regionale per la sanità pubblica. Io credo che sia giusto salvaguardare la sanità pubblica e gli ospedali pubblici perché è un bene fondamentale. Come ha detto anche il Presidente della Repubblica, dobbiamo sicuramente portare avanti la sanità pubblica. Noi abitiamo a Rocca Pietro, è un problema solamente che con la viabilità per la sanità. Veniamo dal Comelico e è una zona molto sacrificata. Prendiamo l'ospedale di Feltre, ad esempio la psichiatria è stata chiusa, la lungodegenza, quindi abbiamo bisogno che la sanità sia pubblica e non privata. Ci sono posti in montagna che non sono serviti da nessun ospedale, c'è gente che deve fare 2 ore per venire a fare una visita e se sta male veramente rischia di morire perché non ha un ospedale a portata di mano. Noi siamo del Comelico e per andare levarci un'unghia devo andare fino a Belluno o a Treviso e d'inverno con le strade che ci sono e per noi è impossibile continuare così. Per esempio l'ospedale Magalini di Villafranca che era diventato Covid nel 2020 comincia ad avere un'emorragia di medici che se ne stanno andando perché vanno altrove e quindi cominciano a chiudersi alcuni reparti. Mia madre ha avuto bisogno e ha avuto grossi problemi con la sanità. In corteo tra le 3 e le 5.000 persone, un fiume umano con gente ancora ferma in stazione quando la testa del corteo era ormai in Piazza Duomo. Sindaci con la fascia, associazioni, sindacati, partiti, singole persone, perfino ex medici di base. Io ho fatto il medico per 40 anni, medico di famiglia, quindi conosco i problemi a fondo. Io sono medico, sono pensionato e quindi so com'è la situazione. L'interesse comune anteposto alle esigenze personali, con però un tema ricorrente, quelle liste d'attesa che troppo spesso spingono, almeno chi se lo può permettere, verso il privato. Faccio volontariato per l'Auser, ma sapete quante persone porto in ospedali, cioè in ambulatori privati e che si lamentano perché non riescono, perché hanno quel grosso problema e a prenotare ci vogliono 6 mesi. Mi è capitato di dover aspettare una visita 7 mesi e mezzo. Per testimoniare il nostro disagio di fronte a servizi che non funzionano, a servizi che rinviano le visite giorno per giorno. Ho qualche difficoltà perché sono in lista d'attesa da troppo. Il mio medico mi ha anche detto: guarda che hai fatto le analisi l'anno scorso, se le vuoi te le faccio pagare, e quindi non mi pare una cosa giusta, insomma. Mi hanno lasciato in lista d'attesa per mesi e mesi. Nel fare una visita medica, una visita specialistica, magari sei costretto se vuoi farla privatamente.
Una nuova scossa di terremoto in provincia di Rovigo è stata registrata dai sismografi alle 17:30, la magnitudo 4.2 sulla scala Richter, profondità 10 km. L'epicentro è il paese di San Bellino, che dista una ventina di chilometri da Ceneselli e Calto, i due comuni epicentro della scossa avvenuta mercoledì. Il terremoto è stato avvertito anche a Padova, Verona, Vicenza, Ferrara e Bologna. E paura sull'altopiano perché le piogge fanno cedere un tratto di strada. Paura nella notte a Lusiana Conco, ceduto il manto stradale di via Ponte Lusiana, una voragine profonda a diversi metri che ha inghiottito parte della stradina silvopastorale, utilizzata soprattutto come sentiero per biciclette e passeggiate. Terreno ceduto però a pochi passi da un'abitazione, immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Asiago, che dopo aver isolato l'area hanno evacuato i residenti. Purtroppo però è franata proprio abbastanza vicino ad un'abitazione, ad una casa che c'è lì, dove al momento abitano 2 famiglie. Evacuate 2 famiglie, in totale 6 persone che per qualche giorno non potranno fare ritorno a casa. Stamattina si è intervenuti con una prima messa in sicurezza, presumibilmente questi giorni ritorneranno a casa. Una prima messa in sicurezza della zona a cui seguiranno altri interventi. Fra domani e dopodomani ci saranno dei sopralluoghi tecnici per capire che tipo di intervento sarà necessario fare e poi ci organizzeremo per farli, insomma. Una frana che come un déjà vu riporta al 2010, quando a crollare fu invece la strada provinciale. Nel 2010 lì è franata proprio la strada provinciale che si è dovuta chiudere per un bel po' di tempo. Per cui è una zona monitorata, diciamo, e attenzionata. 5 anni fa la tempesta Vaia che provocò 5 vittime e la devastazione dalle Dolomiti a Venezia. Quando passa una tromba d'aria passa e va, distrugge tutto, però passa, ci mette poco e sparisce subito. Lì invece è durato per tanto tempo, ci sono state ore di vento fortissimo e quindi anche la popolazione ovviamente giustamente terrorizzata perché non finiva mai. Un inferno durato ore dalle Dolomiti bellunesi all'altopiano di Asiago che ha cancellato boschi, strade, fatto crollare edifici, ingrossato i fiumi e portato a valle in drammatiche piene tronchi e detriti che hanno poi devastato le spiagge, lasciando per giorni senza elettricità, linea telefonica, acqua potabile, intere comunità. 5 anni fa la tempesta Vaia, 3 morti nei primi giorni, altri 2 nei successivi, ma poteva essere una strage se la mattina del 28 ottobre 2018 l'unità di crisi convocata d'urgenza non avesse imposto lo stop a manifestazioni, scuole, uffici pubblici, grandi aziende. La notte seguente si è andati oltre le previsioni e su Veneto, Trentino e Friuli si è abbattuto un vero e proprio uragano. Ci sono voluti giorni per comprendere le reali conseguenze della violenza del vento e delle eccezionali precipitazioni. In alcune località si sono sfiorati 700 mm d'acqua. 700 mm sono 70 cm, cioè non stiamo parlando di questo. Rocca Pietore diventa il simbolo dei comuni di montagna messi in ginocchio da Vaia, ma il territorio colpito è molto vasto. È un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente. Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. La macchina dei soccorsi inizia a muoversi, ma le strade sono impraticabili. Occorre ripristinare il passaggio e far fronte a situazioni di drammatica emergenza come l'isolamento dell'ospedale di Agordo. È stata una giornata davvero lunga e difficile, ma quella che si preannuncia è una nottata forse ancora peggiore. Siamo sotto il porticato della prefettura, alle mie spalle possibilmente Nicola Marcato vi sta facendo vedere la pioggia che senza soluzione di continuità si sta abbattendo sulla città. Antenna 3 racconta non stop la nuova calamità che ha colpito il Veneto dopo l'alluvione del 2010 con cedimenti, frane e torrenti in piena. Abbiamo visto in diretta l'edificio volare giù all'interno del Codevole, l'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo è volato giù tutto intero. A Venezia l'acqua alta sconvolge la città. La marea in questo momento ha raggiunto un picco di 160 centimetri. Siamo a San Marco. Come al solito San Marco è la piazza completamente allagata, si allaga sempre per prima e l'acqua, come vedete, è al primo gradino, però poi con 1,50 sale, supera il terzo gradino
ed entra nei negozi. I laghi di montagna si riempiono di tronchi d'albero, la piana del Piave scende verso il mare e a Ponte di Piave passa a pochi centimetri da strada e ferrovia. Nicola, spostiamoci, sta arrivando un mezzo dei vigili del fuoco, qui come vedete è un via vai continuo. Gli sfollati della Golena trovano riparo nelle strutture pubbliche. È una disperazione per chi tocca. È vero. 90 a San Donà si attrezzano per il passaggio della piena che devasta le spiagge di Jesolo. Tra questo c'è tutto il tema ambientale. Il percorrere in elicottero la valle e risalendo verso Rocca Pietro e Fedaia ci dà un'immagine di boschi che non esistono più. Vi raccontiamo da questo momento in poi il disastro che vedremo dall'alto. In provincia di Belluno ci stiamo dirigendo verso le zone dell'Agordino. Il lavoro ora per ora di giornalisti e operatori di Media Nord-Est diventa servizio pubblico. Io non sono riuscita ad avere notizie di mia mamma se non fosse stato per voi, di sapere perlomeno quali fossero le vittime, se la mia casa esistesse ancora. E domani sera alle 21:15 Antenna 3 trasmetterà il documentario sulla tempesta perfetta, il Veneto in ginocchio, per ripercorrere quelle drammatiche giornate. Ha dato in escandescenze perché non accettava il no dei genitori ad una richiesta di denaro. Arrestato dai carabinieri un 28enne residente a Padova per danneggiamenti e maltrattamenti in famiglia. Dopo una chiamata al 112 da parte di alcuni condomini che avevano sentito grida provenire da un appartamento, i militari hanno trovato il giovane in evidente stato confusionale legato all'assunzione di alcol, che urlava, minacciava e percuoteva i genitori, oltre a rompere i pensili della cucina. Da una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una richiesta negata di denaro. Gli uomini dell'Arma, dopo aver tranquillizzato il 28enne, che era già stato denunciato per reati simili, e raccolto le deposizioni dei genitori, lo hanno arrestato e portato in carcere. 82enne malata di Alzheimer si perde a Venezia durante una gita, viene ritrovata dai carabinieri. Un 82enne in visita a Venezia si era allontanata involontariamente dalla comitiva di cui faceva parte insieme al marito, senza però ricordare dove fosse. I carabinieri del nucleo natanti di Venezia, durante un servizio lungo il Rio che costeggia Campo San Pantalon, si sono accorti, anche grazie all'indicazione di un passante, che l'anziana era in stato confusionale. Una volta raggiunta, ha riferito ai militari di trovarsi a Bassano del Grappa e di non ricordare la strada di casa, senza però riuscire a dare altri riferimenti. Solo durante il trasporto in barca i militari hanno notato che la donna indossava una collanina con una placca metallica in cui era scritto emergenza Alzheimer e un numero di cellulare, quello della figlia. Prontamente contattata, lei ha chiamato subito il padre che disperato stava cercando l'anziana tra i turisti. Dopo pochi minuti marito e moglie si sono potuti riabbracciare in caserma e rientrare così nella loro casa di Bassano del Grappa. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte, quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3, quando torneranno ad essere le 2 di notte. Dormiremo un'ora in più, ma avremo un'ora di luce in meno, con la conseguenza di un consumo maggiore di energia elettrica. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale si tratta di un cambiamento che ha effetti negativi su più fronti: salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini. Per questo è stata avviata una raccolta firme su change.org per chiedere al governo l'ora legale permanente. Negli iPhone, smartphone e dispositivi elettronici il cambio dell'ora sarà automatico. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon sabato. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Domenica 29 ottobre affluirà aria più umida al nord. Il tempo potrebbe dunque diventare instabile. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica evidenzia la presenza di una estesa nuvolosità. Avremo qualche foschia nelle ore più fredde. Ulteriore annuvolamento nel corso del pomeriggio con piovaschi dapprima sulle zone montane, poi anche sul resto della regione. Temperature stazionarie minime sugli 8-11 gradi, massime comprese tra 15 e 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto, solo con qualche debole schiarita inizialmente. Tuttavia, nel pomeriggio sera avremo piogge un po' ovunque. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime sui 17-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto non cambia di molto. Anche qui infatti sarà piuttosto nuvoloso, con qualche piovasco nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.